Festeggiamo quest'anno i 20 anni da quando la regione siciliana ha affidato al FAI il giardino della Colimpetra, che era una discarica, era una fogna a cielo aperto e oggi è un paradiso. Oggi, da ieri, anzi da ieri pomeriggio, il FAI è anche agrigentino, perché abbiamo formalizzato dal notaio l'acquisto di Casa Montana. Sono due piccole case in condizioni molto periclitanti, diciamo, che cadono a pezzi bene o male, e che però che erano le case dei contadini che lavoravano alla Colimbetra. In quelle case noi non faremo un bed and breakfast, non faremo un ristorante, racconteremo la storia di quei contadini che hanno mantenuto meravigliosamente il vostro paesaggio, coltivando oliveti, mandorleti e agrumeti, perché anche la storia agricola della Valle dei Templi è molto importante, ma non ci fermeremo lì. È un progetto ambizioso, perché è un progetto che richiederà circa 1 milione di euro, e anche se le case sono piccole, il consolidamento del costone roccioso, il rifacimento dei grandi terrazzi che sostenevano questa casa, è un progetto molto difficile, ma ce la faremo. Ma non ci fermiamo lì. Il grande sogno che ha annunciato oggi il sindaco Fioretto è quello di poter, insieme al comune, insieme all'università, insieme al parco archeologico della Valle dei Templi, raccontare al terzo piano dell'oratorio dei Filippini, del collegio dei Filippini, questa storia meravigliosa di Agrigento, 2600 anni, riconnettendo la città alla Valle dei Templi, perché ancora oggi chi pensa ad Agrigento, chi parla ad Agrigento, pensa ai templi. Agrigento è molto di più. La riapertura della cattedrale è stata secondo me un momento importantissimo, la cattedrale è un capolavoro assoluto, è alla pari del Tempio della Concordia, le due cose non sono due cose separate, è la stessa cosa. Chi viene ad Agrigento deve visitare il centro storico e deve conoscere la storia di questa città, perché quante città al mondo hanno una storia lunga 2600 anni? Io ne conosco poche. Questo è uno dei grandi beni del FAI, forse il più importante, il più prestigioso, perché siamo all'interno della Valle dei Templi e quindi festeggiamo anche a livello regionale e festeggiamo proprio subito dopo le giornate FAI di primavera, dove abbiamo avuto addirittura 57.000 visitatori, dove abbiamo aperto 125 beni in 45 diverse località della Sicilia, e quindi oggi siamo qua anche perché, come ci diceva il professore Volpe, ad Agrigento sta passando un treno e non bisogna perderlo, così come quel treno che qualche giorno fa è arrivato da Palermo fino a Porto Empedocle, portando circa 4.000 visitatori. È un successo della collaborazione tra associazioni e istituzioni, nella quale credo molto e che ha portato grandi risultati, e chiudo, come per esempio i premi Paesaggio, qui nella Valle dei Templi oppure alla Scala dei Turchi, e anche la candidatura di Agrigento a capitale italiana della cultura. Vincenzo Campo, operatore culturale, operatore turistico della città di Agrigento, che quei luoghi ha vissuto, li ha visti crescere nel tempo, come sono cambiati e cosa rappresentano per la città di Agrigento. Li ho sposati ho sposato questa casa, è la casa nella quale abito, è di mia moglie, era oggi quella che è della Colimbetra, la casa del giardino dell'abbadia, la casa è quella, Casa Montana, eccetera, che era di mia moglie. Cosa rappresenta? Dalla via Tenea, cioè da Girgente sono andato a vivere ad Akragas, in mezzo tra i templi. Perché? Perché la qualità della vita potendolo fare, la qualità della vita è assai superiore e molto migliore. Perché si vive non in un paradiso terrestre come qualcuno dice, ma in un posto incredibile, fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Presente il cuore e il collegamento tra, come diceva anche Magnifico, il presidente Magnifico, il collegamento tra la città nuova, Girgenti, e Akragas, la città greca.